Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Buongiorno e ben trovati a Buongiorno 131, quinta settimana, lunedì 15 settembre, e do il buongiorno ovviamente anche al nostro Francesco Aresu. Ciao Fra! Bonjour caro Luca, buongiorno a tutti coloro che già ci stanno seguendo, siete tanti, continuate a essere tanti e a noi questo fa molto molto piacere. Salutiamo anche Mister Maurice, dice bello iniziare la settimana con 3 punti in più. Salutiamo anche Sporticus, vi aspettiamo stasera, ricordiamo, per Cagliari Social Arena, ore 18:15, non mancate, bellissimo Sporticus. E poi Magico Cagliari, che salutiamo, ben trovato, e anche salutiamo Marco, ben trovati ragazzi. Insomma, Fra, come ha detto bene Mister Maurice, 3 punti con il Parma, si inizia bene questa settimana, che ci porterà a venerdì alla un'altra sfida importante contro il Lecce, dilaniato dall'Atalanta, possiamo dirlo. Sì, in casa Cagliari sicuramente bisognerebbe chiedere agli altri che si stanno giocando comunque la salvezza. Esatto. Insomma, penso a Lecce, appunto, che ieri ha preso una bella scoppola in quel di Bergamo. Il modo migliore, direi, per arrivare alla sfida di venerdì contro il Cagliari, e aggiungo anche bisognerà stare molto attenti in casa Cagliari anche alla voglia di rifarsi di un Lecce che magari avrà anche quest'anno tante scommesse, tanti giocatori da scoprire, un allenatore come Di Francesco che insomma conosciamo bene, non c'è bisogno di descriverlo. Però attenzione, perché il Via del Mare, soprattutto poi in questo periodo, pompa molto forte, caldo, perché è uno stadio veramente caldo, veramente importante, e quindi attenzione alla voglia di rifarsi di un Lecce che, ripeto, già nel finale di partita, se ieri qualcuno di voi ha visto la partita contro l'Atalanta, insomma già nel finale aveva provato un pochettino a tirare fuori la testa da sotto la terra. Vabbè, dopo un inizio ha trovato un Atalanta. Sì, vabbè, l'Atalanta, ecco, l'Atalanta del secondo tempo di ieri ricorda diciamo quella di Gasperini, però con tante differenze. Vedere comunque il Lecce che, hai detto bene, nel finale comunque ha cercato di recuperare. Carnesi che ha fatto anche una bella parata, poi primo gol di Indri, che comunque è un giocatore offensivo, brutto, tra l'altro. Sì, infatti. Posso aprire e chiudere una piccola parentesi? Vai. Piccolina. Avevo Carnesi, che importa, chiuso. Grande. Okay. Vabbè, io avevo Milinkovic. 5,5 è diventato 4,5, cioè roba da querela, veramente. No, roba da querela. Allora, me lo prometti che un giorno faremo una puntata dedicata a questo. Perché, vabbè, una puntata querela. Puntata querela, esatto. Sporticus dice: venerdì andiamo per i 3 punti a Lecce senza paura, senza troppi entusiasmi. Traccada vive 3 punti, ma alla lunga servirà anche altro. Salutiamo Gianluca e salutiamo anche Solo Cagliari Calcio. Buongiorno, condivido la trasmissione sul mio gruppo. Grazie mille, grazie davvero Solo Cagliari Calcio. Grazie. Allora, Mister Moise, l'Atalanta gioca le coppe in settimana, secondo me su 4-0 ha tirato il remi in barca. Ma vabbè, al di là di questo, io penso, Fra, la parità di
del Cagliari contro il Parma di sabato è stata importante perché è arrivata comunque la prima vittoria in Serie A sia del Cagliari sia di Pisacane, è arrivata comunque la prima vittoria in uno scontro diretto, però dobbiamo dire che ci sono stati degli errori, dobbiamo ringraziare Elia Caprile che comunque è stato decisivo. Mi viene a pensare a quei due tapin su Cutrone e Pellegrino che lì realmente l'ho anche visto per bene a rallenti, incredibile, cioè dimostra ancora di più il valore del portiere che è il Cagliari in rosa. Beh, come dicevamo anche ieri, cioè non ieri, avantieri, Avantieri. nel post partita, cioè sembra quasi che avere il portiere forte sia un minus invece che un plus. Finalmente Quasi siamo una venuti. colpa, quasi una colpa. L'anno scorso più volte abbiamo detto se il Cagliari avesse avuto Elia Caprile dall'inizio, probabilmente tutta la gestione della stagione del campionato sarebbe andata in maniera diversa, magari anche lo stesso Davide Nicola avrebbe avuto un inizio, un girone d'andata, ecco, soprattutto con diversi punti in più e sai, cioè, fare bene comunque a livello magari di gioco, perché io non rinnego quello che ho detto l'anno scorso in tutto il girone d'andata. Secondo me il Cagliari di Nicola fino a Monza, fino all'Inter, anzi diciamo così, o anche fino a Venezia, fino a Venezia non ha giocato male, proprio dal punto di vista dello spettacolo e anche delle idee di gioco. Il problema è che non raccoglieva quanto produceva. Questo è, insomma, credo che sia sotto gli occhi di tutti. E credo che aver avuto dall'inizio Caprile, quel Caprile che abbiamo visto l'anno scorso e il Caprile che stiamo vedendo quest'anno, e il Caprile che ho visto in ritiro, e vi assicuro che, insomma, ne ho visto tanti di ritiri del Cagliari, nessun portiere mi aveva mai esaltato e impressionato come Caprile quest'anno a Ponte di Legno, apro e chiudo parentesi, e io credo che con Caprile dall'inizio l'anno scorso probabilmente la stagione sarebbe stata diversa anche nella narrazione, perché già nel girone d'andata il Cagliari avrebbe avuto più punti, magari avrebbe vinto anche qualche partita contro le big e sarebbe cambiato tutto. Invece questo non è successo, Caprile è arrivato dopo, però Caprile è un portiere assolutamente di grandissimo livello che sta confermando quanto di buono ho visto già dall'anno della Serie B a Bari, poi confermata a Empoli e poi l'abbiamo visto l'anno scorso. La sfortuna di Caprile in questo momento è che lui magari vorrebbe andare a giocare anche in nazionale e magari anche a giocare in un grande club, ma le porte sono già tutte occupate, i pali sono già tutti occupati. In nazionale almeno 3 o 4 portieri che per esperienza, anche per bravura, in questo momento gli sono superiori, ma lo ha detto lo stesso Caprile a Ponte di Legno, durante il ritiro quando ha fatto la conferenza stampa, ha detto ci sono almeno 4-5 portieri che sono più bravi, più forti di me, giocano in Europa, giocano già in nazionale, giocano in grandi club, io devo solo lavorare per cercare di continuare a migliorare. E questo dimostra anche l'intelligenza di questo ragazzo, però c'era il Cagliari e meno male. Cioè, così come Mina c'era il Cagliari e meno male. Cioè, Esatto. sono tutti aspetti che bisogna sicuramente considerare in maniera positiva e non come se fosse una colpa. Ma il portiere migliore in campo, meno male che era quello del Cagliari. Ma Comunque, infatti cioè, sì, c'è anche Gianluca che dice comunque tra le tre questa è stata la peggior partita dei ragazzi, ma comunque 3 punti. Ma sai, alla fine bisogna anche ragionare. In partite del genere è ovvio che si vede il calcio, tu vuoi vedere una partita di calcio, vuoi vedere spettacolo. Io ieri l'ho viste quasi tutte le partite. Non andate a pensare che nelle altre partite c'è stato molto più spettacolo, attenzione. Però in questi casi l'importante era comunque prendere i 3 punti, che ti portava comunque già in vantaggio alla terza giornata in uno scontro diretto. Poi il gioco arriverà, ci sono stati degli errori, l'ha detto anche Pisacane nella conferenza stampa del post partita. Sono contento a metà, nel senso che giusta la vittoria, però ci sono stati tanti errori ed su quelli bisognerà lavorare. E c'è il tempo, è giusto, siamo alla terza giornata, però è ovvio che la partita contro il Parma aveva anche comunque un obiettivo diverso rispetto alla partita contro la Fiorentina e contro il Napoli. Paradossalmente
andavi alle sfide contro Fiorentina e Napoli in maniera diversa rispetto alla sfida contro il Parma. Questo mi pare che sia assolutamente scontato, e quindi magari c'era più tensione. Ricordiamo anche che il Cagliari aveva diversi nazionali, quindi comunque lo stesso Mina, l'abbiamo visto, ce l'ha comunque come modus operandi in determinate partite, sai, anche in fase di costruzione, in difesa troppa lentezza, e ha rischiato di pagarla. Non è la prima volta, non sarà l'ultima, l'importante è capire gli errori. Sì, no, ma io aggiungo un altro elemento. Secondo me il Cagliari dell'anno scorso la partita di sabato l'avrebbe persa, e l'avrebbe persa anche magari con perdite proprio, cioè nel senso con una brutta prestazione come è stata poi alla fine anche quella di sabato, con tanti commenti, magari con problemi anche in campo e quant'altro. Questo Cagliari ha vinto, e già la differenza è questa rispetto allo scorso anno. In più siamo alla terza giornata, il Cagliari lavora, dunque aspetta, guarda, ti faccio proprio il calcolo esatto. Dunque 10 luglio 2025, data di oggi, sono passati esattamente 67 giorni, ok, quindi 2 mesi e una settimana fondamentalmente di lavoro per Fabio Pisacane. E sicuramente serve ancora tempo alla squadra, allo stesso Pisacane, allo staff, anche per far passare bene i propri principi e le proprie necessità tattiche, però ribadisco, sempre meglio farlo con 2 risultati positivi sulle 3 giornate giocate, e in casa finora appunto hai tenuto il ruolino di marcia senza sconfitte. L'unica sconfitta è arrivata sul campo del Napoli, capolista, che ha malmenato Sassuolo e Fiorentina, e tu hai perso contro il Napoli soltanto al 94esimo, quindi cioè, è giusto essere ambiziosi, è giusto avere anche la consapevolezza che si è sbagliato tante cose contro il Parma, e lo ha detto Pisacane, però io ho letto veramente troppi commenti negativi in questi giorni, cioè come se il Cagliari avesse perso, e se avesse perso cosa ci saremmo detti, onestamente. Sì. Non so. L'abbiamo detto anche sabato, a un certo punto ho detto, meno male che il Cagliari ha vinto, perché non oso immaginare in caso contrario, che poi io posso anche capire che si va a criticare determinate situazioni, determinati errori, ma veramente vai a leggere determinati commenti, ricordiamo che ci sono tanti giocatori che sono ancora fuori forma, perché comunque Belotti, perché comunque Esposito, perché comunque Folorunso, perché comunque la stessa difesa. Adesso Palestra come è entrato? Abbiamo visto che tipo di giocatore può essere Palestra, l'azione del 2-0 l'ha creata lui col primo gol di Felici, quindi anche dei giocatori che lo scorso anno Felici aveva fatto 20 presenze e 0 gol, quest'anno ha già trovato il primo gol. Quindi sai chi è dare veramente anche fuori tempo. forma? Guarda, l'ho vista adesso. Eccolo! Grande. No, Buongiorno, allora, Roberto Pinna, buongiorno con la a tutti. camicetta Bu- spettacolare. Ragazzi, ve la sognate a Cagliari questa cosa. Ho messo gli occhiali perché così eravamo tutti e 3 con gli occhiali, ma io mi stavo Bravo. Il gruppo ascoltando Chialuti. Bravo. mentre stavo facendo appunto desk lavorando, e ho detto devo entrare perché mi sta già salendo il crimine, ok? Attenzione. Perché io veramente ce l'ho qua, diciamo la non capacità di godersi il momento che sto vedendo in queste settimane rossoblù, perché posso capire la rabbia nel vedere una squadra comunque in difficoltà contro il Parma, ha rischiato tanto, però io non capisco il non riuscire comunque sia a godersi un percorso, perché fondamentalmente questo Cagliari ha pareggiato con la Fiorentina, perso in maniera incredibile contro il Napoli all'ultimo secondo, difendendosi bene, con ordine, con carattere, e ha vinto 2-0 senza subire gol contro il Parma in uno scontro diretto doveva vincere. Ha sofferto? Sì. Poteva giocare meglio? Sicuramente sì, però ha vinto 2-0 e ha 4 punti in campionato. E vedo invece tanta negatività intorno a questo Cagliari, che invece secondo me per crescere ha bisogno di una spinta, cioè ha bisogno che si autoalimenti
la convinzione dello stesso pubblico, queste persone che seguono questa squadra, perché è una squadra con tantissime lacune, però è una squadra che rispetto ad altri anni ha un germoglio di identità chiaro e forte e un equilibrio che non si vedeva da tempo, perché è una squadra che se può non prenderlo non lo prende il gol, e quindi secondo me un pochino si sta dando poco peso a quello che è un inizio secondo me molto molto positivo, perché più di così il Cagliari secondo me non poteva fare a livello di punti, per gli avversari che ha affrontato, per il momento della stagione, per il mercato che ha fatto, considerando che di fatto sta giocando senza una punta, perché ha giocato Borrelli e poi Belotti, Borrelli che sta facendo adesso in Serie A e Belotti che ha una forma fisica al 20%, quindi sono tanti dettagli da mettere in conto per una squadra che secondo me può crescere tanto. Per crescere però bisogna anche un pochino di fiducia, e la fiducia secondo me va anche goduta, cioè io me lo vorrei godere questo Cagliari, io vorrei che questa stagione, ve lo dico proprio da giornalista che lo vuole raccontare, tifa neanche il Cagliari, quindi non ha neanche la voglia di dire sono un giornalista tifoso, ma vorrei godermi una stagione, cioè con un clima diverso rispetto a quello che è stato gli ultimi anni, perché mi sono goduto solo il tratto in Serie B con Ranieri, perché poi anche con Ranieri c'erano enormi difficoltà di gioco, con Nicola non si è mai trovata secondo me un'alchimia per fare di questa squadra una squadra che divertisse. Ecco, questo Cagliari magari ancora non diverte, però può essere una squadra che inorgoglisce, magari non ci divertiremo tutte le partite, però secondo me a fine gara, se si crea un qualcosa che si è visto in questi primi 3 turni, si può dire beh, però sai che questo è un Cagliari che comunque le palle ce le mette sempre ed esce a testa alta, e spero che a Lecce sia la conferma di questo discorso e non si vada verso magari dietrologie o dubbi o certezze che mancano, con una prestazione che deve essere positiva, e mi auguro sia positiva. No, aggiungo a questo discorso anche un altro fatto, cioè stiamo anche sottovalutando il fatto che l'allenatore abbia detto bene, ma dobbiamo migliorare. Gli altri anni c'era sempre la carezza, no? Esatto. Cioè quando le cose andavano male, oppure quando le cose andavano bene, bellissimo, tutto bellissimo. Pisacane alla prima domanda che gli è stata fatta ha detto: innanzitutto sono contentissimo perché è la prima vittoria che faccio in Serie A, e giustamente ovviamente è un traguardo, devo fare i complimenti ai miei perché comunque sì hanno resistito, no, al gioco del Parma. Alla fine ha detto: se guardo gli expected goal loro hanno fatto meglio, però se guardo i numeri totali, quindi dal possesso alla percentuale passaggi, abbiamo fatto una buona prova, ma da stasera, lui non è che ha detto da domani, da stasera sono col mio staff ad analizzare quello che non sta funzionando. E quando un allenatore ti dice così, cioè devi almeno dargli il tempo, la pazienza di sperarci e di crederci, specie se ha fatto 4 punti, ha fatto i punti che doveva fare, cioè non c'è proprio niente da girarsi intorno. Poteva giocare meglio col Parma? Sì, poteva anche perdere col Parma, però giocando anche meglio, quindi non lo so. Sì, no, ma infatti, ripeto, secondo me, cioè, da una parte è giusto cercare sempre di migliorarsi, cercare sempre anche di essere ambiziosi e quant'altro. Però ribadisco un aspetto, secondo me, cardine in tutto questo ragionamento. Il Cagliari dell'anno scorso, e forse anche quello di Ranieri, la partita di sabato, l'avrebbe persa. Sì, Persa. E oltre a tutte queste problematiche di cui si sta parlando, ci sarebbe stato anche il fastidio della sconfitta, l'umiliazione, ma non solo, dello scontro diretto e ci saremmo raccontati che vabbè, ma se Mina non avesse sbagliato quella chiusura, cioè io ragazzi, quanti anni è che si chiama il Cagliari? Ci stiamo giocando a fare gli esercizi di stile, a raccontarci, a trovare il bicchiere mezzo pieno quando il bicchiere spesso è stato vuoto. Esatto. Stavolta che il bicchiere si può guardare mezzo pieno, beviamocelo sto bicchiere, speriamo di bercelo anche a Lecce. E poi soprattutto è la terza giornata, ribadisco. Quindi, esatto. cioè, per carità, se farà male sta squadra si dirà che ha fatto male. Poi chiaro, Caprile ha fatto i miracoli e ce l'hai dalla tua parte. Bravi a riscattarlo Caprile, cioè ci vuole poco da girare intorno, perché quando Buffon giocava nella Juve o nel Parma, Buffon valeva punti. I portieri fanno parte del gioco, sono un aspetto fondamentale anche nel calcio moderno del gioco. Il portiere ti porta punti se è un portiere forte, come il portiere ti toglie punti se è un portiere che fa un errore. Punto. Esatto. Vedo che ci ha raggiunto il nostro. Io vi saluto, era giusto per saluto solo Nicola. Saluto solo Nicola e poi vi saluto. Ovvero Nicola Riva. Benvenuto Nicola. Luca, lo fai entrare tu? Ragazzi. Sì. Perdonatemi, ma mi sono perso entra in studio, di cliccare entra in studio, quindi ero lì davanti a una telecamera bianca. Quindi sono entrato con Roberto che beveva l'acqua.
mezza piena e mezza vuota. Bravo. Fantastico. No, non ho detto fantastico. che fosse Aquanic, io Vabbè, non ho parlato del io a contenuto. quest'ora di mattina prevedevo l'acqua. Nick, ti saluto, un abbraccio grande e un abbraccio grande a voi, ragazzi. Ci vediamo a Ciao, Lecce. Roby, Ciao. grazie. Ciao, Roby. Ciao, ciao. ciao. Nico, benvenuto intanto e grazie per essere intervenuto. Buongiorno 131. Intanto come stai? Buongiorno, sto bene, grazie ragazzi. Voi? Tutto bene. Mi Tutto sentite bene? Perfettamente, Sì, sì. ti sentiamo Bene. perfettamente, ti vediamo perfettamente. Subito Nico, ci buttiamo sulla partita di sabato. Intanto anche l'emozione di questa prima vittoria stagionale in casa, una partita non semplice, però vince lo scontro diretto, magari anche con una prestazione non perfetta, c'è sempre quel gusto, no? Dolce. Ma Che sì, dici? dai, allora, era una partita complicata, difficile. La prima, dopo dopo due buone prestazioni, sai, giocare col Parma, magari mentalmente sei quasi, non dico obbligato, però ti senti che con una vittoria chiaramente è, è tutto ideale con una vittoria, però non è mai facile, perché comunque anche il Parma ha costruito una squadra importante, ha un allenatore bravo, e quindi cioè una vittoria è tanta roba, c'è poco da dire. Con una vittoria puoi lavorare sicuramente meglio per insomma, lavorare su quegli aspetti che sono andati meno bene. La partita non è stata perfetta, ma sarebbe strano arrivare alla terza giornata e tutto fosse perfetto. Abbiamo fatto 3 punti e credo che sia la cosa più importante in assoluto, davvero importante. Sì, anche perché poi è arrivata dopo 2 buone gare, 2 ottime gare, direi, contro Fiorentina e Napoli, in cui c'era stato un po' quel fastidio, quel rammarico, forse di non aver raccolto al 100% quanto prodotto. Ecco, contro il Parma ti sei rifatto, perché va detto che il Parma, l'abbiamo detto anche nell'immediato post partita, ha fatto una signora gara, però poi la differenza sono stati i dettagli, è stata la compattezza di squadra per un Cagliari che pur con gli errori però è riuscito a tenere la porta inviolata grazie anche a un Caprile miracoloso, e appunto forse si è ripreso quello che aveva lasciato tra Fiorentina e Napoli. Certo, però sai bene che il calcio non c'è niente di scontato e di scritto, anzi, c'erano tanti rischi con questa partita, perché appunto le precedenti partite abbiamo fatto 2 grandi prestazioni, abbiamo raccolto un punto, ma è vero anche che erano contro avversari di livello, dove le motivazioni sono quasi naturali. Arrivare a una partita contro il Parma in casa, con lo stadio pieno, appunto con l'idea chiaramente di vincere, non è semplice approcciare la partita, affrontarla e comunque portare a casa i 3 punti. Sì, hai ragione, il Caprile ha fatto delle belle parate, ma prima cosa nascono nel primo tempo da disattenzioni nostre. La seconda cosa, Caprile l'abbiamo comprato noi, se no se l'avessero comprato gli altri ce l'avrebbero gli altri. Verissimo. Luca? Eccomi Nico, hai detto bene appunto sul discorso di Caprile, però è anche vero, io sono rimasto assolutamente stupito perché la verità non lo conoscevo benissimo, però l'ingresso che ha avuto Marco Palestra, sia titolare a Napoli, grande comunque volontà di far bene, hai visto comunque un giocatore che lo vedi sin da subito che può fare la differenza, è entrato con il Parma, ha creato praticamente l'azione del 2-0 e ora si capisce anche il perché l'Atalanta alla fine l'abbia voluto dare solo in prestito secco, un giocatore che ha delle prospettive clamorose. Sì, è un giocatore completo. Si sapeva tecnicamente, fisicamente che fosse un giocatore importante. L'Atalanta ha avuto richieste di grandi squadre già per lui che ha rifiutato. Ma a me ha stupito soprattutto la personalità, perché titolare a Napoli, insomma, al San Paolo, campione d'Italia, ha giocato con una personalità da grande giocatore. È entrato in campo sabato con una sicurezza incredibile, però ecco, non solo lui, perché se tu guardi l'azione del 2-0 è vero che è iniziata da lui, però poi è finalizzata, l'assist l'ha fatto Borrelli che era appena entrato, il gol l'ha fatto Felici appunto che era appena entrato. Questi sono segnali importantissimi, perché ormai il calcio moderno prevede 11 che iniziano la partita, ma sono importanti a
alla stessa maniera quelli che sono in panchina. E noi quest'anno abbiamo tanti giocatori pronti in panchina, soprattutto pronti psicologicamente, sono tutti assolutamente un tutt'uno tra titolari e riserve, e si è visto, hanno cambiato la partita i giocatori che poi sono subentrati. E questo è sicuramente un valore aggiunto. Allora, nel frattempo ti salutano in tanti, Nicola Sumellus, immenso Nicola, ecco il grande Nicola Riva. E c'è anche diversi commenti Saluto a sul tutti. discorso, Nico, l'abbiamo detto di Sì. Caprile. Ci sono stati due portieri, che comunque Suzuki è un portiere titolare della propria nazionale, si è vista un po' la differenza. Effettivamente Caprile è stato pazzesco nel primo tempo su quelle parate di Pellegrino e Cutrone, una dietro l'altra, reattività massima, mentre Suzuki insomma non è stato perfetto, mettiamola, dal punto di vista dei gol, però questo ti fa capire come ancora una volta il Cagliari quest'anno ha dei giocatori che hanno ancora dei grossi margini di crescita. Siamo appena alla terza giornata, ci sono tanti giocatori che devono ancora entrare in condizione, però se i presupposti sono questi, insomma, la speranza è che ci si possa anche divertire in questa stagione. Tutto giusto, allora Caprile, a parte le due parate che tutti abbiamo visto, ma poi ha dato tanta sicurezza alla squadra, le uscite nel secondo tempo, è un leader, ha personalità, è veramente un grande portiere. Su Suzuki tieni conto che il colpo di testa di Belotti era nell'area piccola, ravvicinato, l'ha schiacciato in terra, quindi ha avuto un istinto, probabilmente non ha avuto la freddezza di bloccare quel pallone, però l'anno scorso non ha fatto brutte cose su Suzuki, penso che sia un discreto portiere. Sì, sono d'accordo con te, c'erano giocatori che, Gaetano, Belotti, insomma non giocavano una partita intera da tanto tempo, non iniziavano soprattutto partite da un po' di tempo. Hanno margini di crescita importanti, ma hanno fatto vedere buone cose. Il primo tempo, se non sbaglio, abbiamo fatto il 61-62% 61% di di possesso possesso palla. palla. E il Cagliari ha cambiato completamente il modo di giocare rispetto all'anno scorso. Ci vuole, per forza, obbligatoriamente ci vuole del tempo per assimilare tutto. Prima di tutto perché ci sono giocatori nuovi. Secondo perché anche quelli che c'erano erano abituati a giocare un altro calcio. Fare il 62% di possesso palla penso che sia una cosa importante. E poi non so a voi, ma a me dava sempre l'idea che abbiamo tanta qualità davanti, che qualcosa poteva succedere da un momento all'altro. Poi magari abbiamo peccato un po' nell'ultimo passaggio, però ci sono tantissimi margini di crescita e come ripeto, come avete detto anche voi, fare i 3 punti in partite del genere è davvero tanta roba, è davvero molto importante perché ti permette di lavorare in settimana con una tranquillità diversa. Sì, esatto, soprattutto Nico, anche il discorso del vincere gli scontri diretti che è stato l'obiettivo principale delle ultime 2 stagioni, cioè il Cagliari si è salvato vincendo gli scontri diretti. Quest'anno questo è soltanto uno degli aspetti di quello che poi dovrà essere la stagione del Cagliari, lo abbiamo già visto contro Fiorentina e Napoli, però ecco, comunque vincere contro il Parma, anche in una partita non bellissima e non perfetta, è già un passo avanti rispetto all'anno scorso, perché io prima dicevo il Cagliari dell'anno scorso la partita di sabato molto probabilmente l'avrebbe persa, invece quest'anno è arrivata subito la vittoria. Prima di ripassare la palla a Luca, sono tante domande sull'attacco, ovviamente al figlio di Gigi Riva non si possono che fare domande sull'attacco, Nico, quindi ci permetterai tutto ciò. Abbiamo parlato di Belotti, ti chiedo di Esposito anche, nello specifico ancora non ha trovato il guizzo giusto, ma si sta facendo un mazzo, perdonatemi il termine poco giornalistico, enorme, cioè perché contro Fiorentina, Napoli e anche contro il Parma, paradossalmente anche a Budusò, c'eri anche a Budusò, quindi l'hai vista anche... Si è frizzato. Uno. Aspetta. Ho perso un po' l'audio. Ok, ora ci sei, Fra. Ci ora siete? sei. Ok. Ora sì, ora sì. Dicevo, è vero che allontanandolo dalla porta forse diventa meno pericoloso, però è anche vero che fa un lavoro enorme per questa squadra. Assolutamente sì, ho visto le percentuali, sono percentuali ottime, anche in recupero palla. È un giocatore completo che ti può fare l'assist, la giocata, il gol, ma non solo, recupera palloni, aiuta il centrocampo. Abbiamo giocato contro il Napoli e Fiorentina, chiaramente era un po' più lontano dalla porta, ma questo ci può stare. Ieri
comunque avevamo un modulo particolarmente offensivo, perché comunque Gaetano, Esposito, Belotti, con l'Oluccio nella linea dei tre, insomma, bisogna chiaramente, non si può, tutti anche la fase offensiva, i giocatori della fase offensiva devono aiutare obbligatoriamente, ma io penso che gli è mancato proprio il guizzo giusto, come hai detto tu, però è un giocatore di calcio, si vede da tantissime cose e anche lui ha chiaramente margini di crescita importanti. Luca? Io invece, Nico, ti chiedo su Semih Kılıçsoy, perché ci chiedono anche gli utenti, ma il turco Pisacane non lo vede, non vorrei che Belotti, che è arrivato Belotti, non si butterebbe più sul turco. Ma Pisacane l'ha detto più volte, deve entrare in condizione, deve entrare anche nei meccanismi e lo sta anche preservando, perché ha detto è un giocatore che sta anche sui social, in Turchia i tifosi scrivono tanto, quindi noi dobbiamo anche cercarlo di preservare, altrimenti si creano troppe aspettative e questo non farebbe bene al giocatore. Ma sì, penso che sia abbastanza logico. È un calcio diverso questo rispetto al tuo. È arrivato un po' più avanti, si è allenato meno con i compagni. Nonostante ciò, ha esordito in Coppa Italia, ha esordito in campionato. L'ultima settimana non si è allenato con la squadra perché era fuori con la nazionale, con l'Under 21 turca. Quindi tempo al tempo, è un inserimento graduale ed è molto importante che sia graduale perché è un giocatore che ha potenzialità immense. Abbiamo tanti giocatori davanti, tutti devono essere utili alla causa, si devono sentire parte integrante di questa squadra e penso che mister Pisacane è il migliore in questo. No, Nico, volevo chiederti anche un passaggio sui giovani, perché appunto spesso ci vediamo anche alla primavera, e quindi insomma hai seguito tutto il percorso di crescita di tanti elementi. Quest'anno la scelta di Pisacane da parte della società va ovviamente nell'ottica di valorizzare tanti talenti sia del settore giovanile rossoblu, ma anche qualcuno arrivato da fuori. Si è fatto l'esempio di Palestra prima, che è vero che non è un giocatore di proprietà del Cagliari, e giustamente Luca diceva prima, abbiamo capito perché l'Atalanta non abbia né voluto ascoltare l'ipotesi di metterci un diritto di riscatto sul trasferimento in prestito a Cagliari, ma ricordiamo sempre che l'Atalanta aveva già rifiutato 30 milioni di euro da Milan e Juventus, cioè non cifre banali per un giocatore che a Cagliari ha fatto mi pare la 12ª e 13ª presenza in Serie A, quindi cioè, anche lì chiaramente ci sarebbe tanto da discutere, però penso a Idrissi, penso agli stessi Obert, che oramai non è più un giovane, è vero e proprio, perché ha 23 anni, lo stesso Prati, ecco, come valuti un po' l'inserimento dei giovanissimi e dei giovani, ecco, perché così facciamo anche una micro distinzione tra il 2005 e gli altri. Certo, ci sono giocatori con Prati è tanti anni che fa già la Serie A, è diverso da un Idrissi o un Cavotti o un Nicola Pintus che comunque è aggregato con la squadra, in prima squadra. Sono tutti giocatori che hanno tempistiche diverse. Mister Pisacane sa come lavorare con i giovani a livello mentale, sotto tutti i profili. Penso che in Prati si sia già vista una crescita importante anche sotto l'aspetto della personalità. Gli altri magari hanno bisogno di più tempo, però piano piano vanno inseriti perché tu sai benissimo che una squadra come il Cagliari, i giovani per una squadra come il Cagliari sono un valore fondamentale. Palestra, il Cagliari ha provato a inserire un diritto di riscatto, però insomma erano cifre che, come hai detto tu, sono state rifiutate delle offerte importanti. È stato preso comunque in prestito perché poteva dare qualcosa per quest'anno, in un ruolo magari che non si riusciva a trovare quel tipo di giocatore da poter prendere per ovviare alle partenze, insomma, partito Zortea e penso che sia stato sostituito comunque bene. Sì, tra l'altro apro e chiudo su Zortea. Chi ha visto magari le ultime partite del Bologna, sempre titolare nella difesa a 4, un ruolo che a Cagliari sembrava quasi non voler fare, come se non potesse farlo lui, e invece poi alla fine nel Bologna sta giocando terzino destro, no? Giusto Quando per fare... cambi squadre, quando vai in squadre insomma che magari fanno
scoppe, ti devi adattare al loro tipo di gioco. per L'anno forza. scorso da te ha fatto molto bene qui, ma perché era un modulo che gli si addiceva particolarmente, perché io lo vedo un po' più alto rispetto a terzino basso. Beh, a Bologna Sì, potrebbe sì. fare il vice Orsolini, che quella era un po' la posizione, però insomma, con tutto il rispetto, mi pare che Guarda, Orsolini ieri sia li ho visti un altro litigare almeno 3 volte su alcune scalate non perfette, quindi non so quanto poi effettivamente possano convivere bene. E Nico, siccome ti abbiamo promesso un quarto d'ora, 20 minuti, non ti teniamo vabbè. troppo. Prima di parlare di Lecce, no, io voglio chiaramente parlare anche Nicolà Riva, figlio di Gigi e tutto. Io ogni volta che passo allo stadio vedo quella cabina elettrica con quel murale fantastico, no? Dove ci siete, c'è tuo padre con voi, con i voi figli, con te e Mauro, oppure il murale che c'è all'Amsicora. Ecco, ogni volta che passi lì tu cosa pensi? Perché se mi emoziono io non oso immaginare come possa viverlo tu quella Guarda, cosa. quello nella cabina telefonica vicino allo stadio è veramente bello, sotto tutti i profili. C'è papà di spalle col numero 11 e un bambino, che poi non sono io. Ecco. Magari nella mia immaginazione posso essere io, però è un qualsiasi bambino che si avvicina allo stadio, per come la vedo io. È come se lui accompagnasse i bambini allo stadio. Un po' il ricordo suo, il fatto che lo stadio sia lì è davvero un bel murale che dà tanta identità. Quello allo stadio Sant'Elia, quello allo stadio Amsicolo invece insomma, è papà in versione calciatore. Insomma, di quelli ne ho viste tante immagini, però ecco, quello vicino allo stadio e quell'immagine lì a me mi fa pensare a tantissime cose. Sento ancora bambini, tanti bambini che parlano di Gigi Riva. Ecco, io vorrei che quello potesse durare nel tempo, perché quella storia di Gigi Riva e di quei 11-16 giocatori che hanno vinto lo scudetto non è solo storia del Cagliari, ma penso che sia storia della nostra Sardegna. È una cosa da non dimenticare, perché hanno fatto davvero una cosa immensa. Sì, poi tra l'altro apro e chiudo davvero. Ieri con la mia compagna abbiamo preso un gelato in Piazza Galilei senza fare pubblicità, però una nota gelateria di Cagliari. Io te lo giuro, adesso non perché ci sei tu, però cioè io ogni volta che passo Piazza Galilei, via Paoli, la parte bassa di via, io penso a tuo padre automaticamente, perché me lo ricordo quando anni fa appunto frequentavo quelle zone, l'avrò visto forse 50-60 volte, sempre lì, mani dietro la schiena, che passeggiava, salutava, insomma, davvero. E quindi per me ogni volta Piazza Galilei vuol dire Gigi Riva, quindi c'è sempre questa... Via Dante, Piazza Galilei, sì, via Tola, erano le sue zone. Il suo È un po' di un punto di riferimento di tutti, era. Esatto, davvero, davvero così. Nico, parliamo di Lecce, perché chiaramente bella vittoria contro il Parma, ok, ma siccome conosciamo bene Fabio Pisacane e la sua concretezza, lo abbiamo detto in questi ultimi giorni, anche di ripresa dopo la partita contro il Parma, appunto, forse concretezza è il sostantivo perfetto per definire il suo Cagliari. Dicevamo, Lecce chiaramente diventa la prova quasi di maturità, davvero dopo questa bella vittoria contro il Parma va in trasferta in un campo non semplice, dove l'anno scorso hai perso una partita incredibile, perché davvero hai perso una partita incredibile, però ci arrivi leggero, scarico, però loro arrivano da una brutta sconfitta in casa dell'Atalanta. Cosa ti aspetti? Hai detto tutto tu, loro arrivano da una brutta sconfitta, allo stesso tempo penso che proprio per le dinamiche del calcio, per la psicologia del calcio, aver vinto magari questa partita ti possa far abbassare poco la concentrazione. Invece no, conoscendo il mister cercherà di aumentare tutto quanto e di far capire che questo è un altro passaggio importantissimo, è un'altra partita, un altro scontro diretto innanzitutto, e poi appunto per il discorso della continuità, ma non solo continuità di risultati, continuità di tutto. Visto anche la partita dell'anno scorso come è andata, viste anche le varie volte in cui l'anno scorso magari abbiamo affrontato delle partite dove si parlava di fare quello step in più, che poi alla fine purtroppo non c'è mai stato.
quindi lavorerà tantissimo proprio sull'aspetto psicologico. Dobbiamo continuare a crescere perché il nostro è un percorso di crescita, è appena iniziato, un percorso di crescita che porterà ad avere secondo me dei risultati importanti senza avere fretta, ma fare un passo per volta. Quindi sì, è una partita molto importante, loro vorranno fare il risultato chiaramente davanti ai tifosi, viste anche le prime partite che non sono state positive, però ecco, noi dobbiamo concentrarci sul nostro percorso e io sono sicuro che a Lecce faremo la nostra partita e usciremo soddisfatti. Luca, in chiusura? In chiusura ci sono tantissimi messaggi, Nico, riguardanti tuo padre. C'è l'ultima di Bilanci Zia. Anch'io ogni volta che giro in quelle zone penso sempre a Gigi Riva, ogni volta penso al pudore che ho sempre avuto nel guardarlo, ammirarlo senza mai disturbarlo, rivolgendogli nemmeno un saluto. Lo sappiamo, io poi sono cresciuto, perché lo sai Nico, siamo cresciuti giocando a pallone nella scuola calcio Gigi Riva, 10 anni, quindi mi pare che i ricordi siano veramente tanti, però è bello ancora una volta andare a ricordare un po' quella che era la figura di tuo padre, ma anche il rispetto, e questa è una cosa importante, è l'unione tra ciò che è stato il Cagliari, ciò che ha fatto il Cagliari, che ritornando un po' al discorso del murale, ti accompagna allo stadio, cioè ti porto a vedere cos'è il Cagliari, cosa rappresenta il Cagliari. Ecco, secondo me questa è la figura più bella, perché c'è proprio l'unione tra il passato, il presente e il futuro, e questo secondo me è la cosa in assoluto più bella, avendola anche vissuta quindi da vicino, quindi questo è sicuramente importante. A parte questo discorso qua, ti chiedo, c'è comunque fiducia sul discorso relativo al percorso di cui hai detto tu, di cui ha detto anche il direttore Melis in conferenza? È un percorso che sarà lungo e ci vuole soprattutto pazienza, ma se questi sono i presupposti sicuramente è meglio rispetto agli ultimi 2 anni da quando siamo poi ritornati in Serie A. Guarda, sì, io sono assolutamente allineato con il direttore, con Angelozzi, con il direttore Melis, col presidente. La scelta di Pisacane è una scelta condivisa. Quest'anno è tutta una grande famiglia al Cagliari e tutti convinti che questa sia la strada giusta. Certo che i risultati aiutano a crescere anche più in fretta, questo lo sappiamo, perché poi sai, una sconfitta ti mette sempre quella piccola agitazione, quella voglia di dover rincorrere obbligatoriamente poi la classifica, che è una cosa che negli ultimi anni è accaduta molto frequentemente. Il percorso è questo, la strada è questa, i presupposti ci sono tutti, abbiamo fatto 3 partite, io penso che nessuno possa non essere soddisfatto di come siano andate in un modo o nell'altro, certo con delle cose da migliorare, ma come ho detto prima, se fosse già tutto perfetto sarebbe davvero preoccupante. Invece io vedo tantissimi margini di miglioramento e comunque siamo lì a 4 punti dopo 3 partite, avendo affrontato comunque squadre come Fiorentina e Napoli, quindi bisogna essere soddisfatti, fiduciosi e andare tutti nella stessa direzione, perché quello è molto 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 importante. Grazie Nicola Riva, davvero per essere stato con noi, è sempre un piacere averti ospite. Ovviamente vale per te quello che diciamo ogni volta, ogni giorno, ogni puntata di Buongiorno 131, sei il benvenuto, questa è casa tua, quindi se ti facesse piacere tornare durante questa stagione noi ne saremo davvero felici e onorati. Grazie Vi Nico. seguo sempre, sono uno dei fan vostri in assoluto, quindi sono a disposizione, mi fa piacere partecipare nuovamente. Buon Grazie lavoro Nico. ragazzi, buona Grazie, giornata. Grazie Nico. anche a te e A buona voi. giornata Ciao, Nico. anche a te, anche a Nicola Riva. Insomma, tanti messaggi, vi ringraziamo ovviamente, tutti i commenti, è sempre piacevole. Dobbiamo far entrare subito il secondo ospite, Sì. Luca, perché ci sta aspettando da tempo l'amico e collega Eccolo. Vincenzo Di Monte della Rai Sardegna. Ciao Vince, ben trovato. Ciao ragazzi, ben trovati. Come stiamo? Tutto bene, oggi sono a casa, quindi Ecco. è la prima volta che mi collego con voi da casa, quindi insomma è un battesimo in qualche modo. esatto. Grandissimo. Hai sentito quello che ha detto Nicola soprattutto nel finale, immagino, perché eri ricollegato già da un po' di tempo.
Anche a Sì, te sì, certo. chiedo subito come hai visto questa vittoria del Cagliari contro il Parma, qualche errore, però poi alla fine contano i 3 punti. Su questo io sono pienamente d'accordo con quello che hai detto tu prima, Francesco, perché una partita come quella di sabato il Cagliari l'avrebbe sicuramente persa l'anno scorso o 2 anni fa, perché il Cagliari che stiamo vedendo insomma in queste prime partite è sicuramente un Cagliari che assomiglia già ad essere una squadra, con tutti i limiti insomma che ha manifestato, soprattutto nell'uscita a palla dalla difesa, insomma, che stanno imparando, i giocatori stanno imparando insomma questa nuova modalità che non era stata assolutamente su cui non si era insistito insomma negli ultimi 2 anni, però ho visto comunque un gruppo di giocatori che in campo si sta aiutando moltissimo e delle individualità naturalmente interessanti. Abbiamo più giocatori bravi rispetto insomma al recentissimo passato. Luke? Vince, io invece voglio andare su un giocatore singolo, nel senso che c'è stato, ne abbiamo parlato anche prima, la differenza sostanziale e riguarda appunto il portiere. Nel senso che Caprile comunque sta dimostrando tutto il suo valore. Si conosceva già dai tempi della Serie B con il Bari, come ha ricordato anche prima Francesco, Empoli. Quando poi è arrivata a Cagliari da gennaio in poi la scorsa stagione si è vista già la differenza. Ecco, in queste prime partite c'è ancora maggiore responsabilità da parte di Caprile, uno nel diventare comunque un valore aggiunto del Cagliari, due, come ricordava anche Nicola Riva, dà anche comunque sicurezza a una difesa che comunque nei suoi vari partecipanti, perché a sinistra è comunque Obert, c'è comunque Idrissi, Mina, Luperto, a destra c'è Zappa, c'è Palestra, e comunque avere un portiere che ti dà quella sicurezza, sai, anche quando magari fai qualche errore, sai bene che dall'altra parte lì dietro c'è comunque un portiere che può fare la differenza. Ecco, se vogliamo vedere Cagliari-Parma in pillole, la differenza può essere stata la differenza dei 2 portieri. Che Caprile abbia fatto la differenza non c'è dubbio, infatti diciamo che un portiere molto forte fa la differenza a patto che i valori in campo si equivalgano. Mi spiego, diciamo che un portiere fortissimo al Cagliari non ti potrà mai fare la differenza contro i top club, perché arriveranno a tirare in porta 5, 6, magari anche 10 volte in una partita e prima o poi il gol te lo faranno, però negli scontri diretti, nelle partite contro le avversarie che stanno facendo il tuo stesso campionato, la differenza te la può fare, perché se lui riesce a togliere quei 2 gol potenziali che avrebbero fatto gli avversari, che banalmente tirano meno volte in porta rispetto insomma alle squadre più forti, e allora già sei messo nelle condizioni di poterla vincere quella partita, se da parte tua poi il gol lo avrai a fare, ed è effettivamente quello che è successo sabato contro il Parma, perché il Parma ha tirato in porta al netto della traversa colpita da Auristagno che ha sfiorato il gol dell'ex, Caprile per almeno 3 volte insomma è riuscito ad essere determinante, cosa che non ha fatto Suzuki dall'altra parte, magari in particolare insomma sul tiro di Adopo, che poi è andato a incrociare sul palo ed è finito su Felici. Ecco, magari un piazzamento migliore da parte del portiere avrebbe evitato quella situazione, magari l'1-0 sarebbe rimasto fino alla fine e il Parma avrebbe potuto fino alla fine cercare di pareggiare quella partita. Quindi senz'altro Caprile può essere decisivo, chiaramente non in tutte le partite, non può essere decisivo ai fini del poter avere una classifica migliore in generale, però può essere decisivo negli scontri diretti, proprio per le motivazioni, secondo me, insomma, quelle che vedo io, che ho spiegato poc'anzi. Perfetto. No, Vince, invece passando dal portiere all'attacco, ti chiedo anche 2 parole sull'esordio di Belotti. Ti aspettavi di più, oppure secondo te, come per esempio la penso io, alla fine difficilmente da un giocatore che non si era praticamente mai allenato con il Como durante la preparazione, che arrivava dal mondiale per club col Benfica e quant'altro, insomma, forse era difficile anche aspettarsi qualcosa di più, però ecco, come l'hai vista la prestazione del Gallo?
Io sono del partito Belotti, sì. Io penso che, Ecco. io penso che l'acquisto di Belotti sia una bella operazione, sia una bella idea. È chiaro che dipenderà tutto dal fatto se Belotti riuscirà nel corso di questa stagione magari non a tornare ai fasti del Torino, ma comunque a tornare ad essere quel giocatore fisicamente integro che dà un grande contributo alla manovra offensiva della squadra, perché comunque anche quando è stato a Roma, anche quando è stato a Firenze, pur segnando pochissimo, era un giocatore vivo. L'abbiamo visto anche noi qui a Cagliari, ha segnato per esempio in occasione della trasferta della Roma qui a Cagliari, un paio di campionati fa. Diciamo che non potevo aspettarmi molto di più. Sono rimasto un po' deluso, questo sì, perché io mi aspetto tanto da Belotti. Sono rimasto un po' deluso, però sono convinto che la sua attuale condizione atletica naturalmente sia stata in qualche modo determinante nel non vederlo particolarmente brillante. Un'occasioncina ce l'ha anche avuta, insomma, magari non ha tirato nel migliore dei modi. Però in generale, soprattutto nella prima parte della partita, comunque giocando a spalle alla porta, ha dato un bel contributo nel difendere palla, nel prendersi il falletto, nel far salire la squadra. Quindi io penso che abbia fatto bene Pisacane a farlo debuttare, perché anche il ragazzo credo che abbia bisogno di sentirsi molto responsabilizzato, nel senso, questa è un'occasione per te per tornare ad essere un giocatore di calcio, e del resto è un ragazzo che ha 31 anni, mi sembra sia un Sì. 90. Sì. 31. Ecco, quindi diciamo non è assolutamente, dal punto di vista anagrafico non è assolutamente passato, quindi l'esigenza del ragazzo di rilanciarsi c'è, ma c'è anche una grande aspettativa da parte dell'ambiente rossoblu di avere un attaccante su cui fare veramente affidamento in termini di gol, in termini di leadership nel reparto offensivo, perché chiaramente quello è venuto un po' a mancare quando è andato via Piccolo. Insomma, chiaramente Borrelli è appena arrivato, Clixoy non parla neanche italiano, quindi Esposito è un giocatore un pochettino più navigato, però naturalmente avere un giocatore affermato come Belotti nel reparto può aiutare, insomma, tutti i suoi compagni nel reparto e non solo. Luca, Vincenzo dove gioca nelle partite dei giornalisti? In che reparto, in che ruolo gioca? Lui è il Franco Baresi dei giornalisti. Ecco, e allora proprio per questo dobbiamo fargli una domanda sulla difesa del Cagliari, Vince. Esatto. Cioè su Mina, Luperto, Zé Pedro, Obert, insomma, come vedi il reparto arretrato del Cagliari da difensore? Sì, da difensore, diciamo, per necessità, perché negli anni il raggio d'azione arretra. Sempre più indietro. Aveva iniziato come punta centrale. Tra un paio d'anni finirò in porta, lo sai. No, io credo che l'assortimento in difesa sia buono, perché ognuno ha il suo cambio. Insomma, Zé Pedro è venuto ad essere il vice Mina, Roberto avrà il suo cambio in qua Rodriguez, o eventualmente insomma anche Obert, che anzi forse preferisce addirittura giocare nella posizione di braccetto, ma se si continuerà a giocare a 4 magari Obert si troverà bene anche sulla fascia per dare un'interpretazione di quel ruolo un pochettino più contenitiva rispetto a Idrissi. Abbiamo visto però che sulla sinistra può giocare Palestra, che si adatta tranquillamente su entrambe le corsie, quindi dico in linea generale come composizione la difesa mi sembra assolutamente buona. Si sta lavorando molto nel cercare di giocare la palla già in quella zona di campo. Naturalmente siccome i giocatori che giocavano nel Cagliari nelle 2 stagioni precedenti non erano abituati a farlo, gli altri stanno arrivando in questa nuova squadra, quindi senz'altro insomma da quel punto di vista bisognerà aspettare un pochettino per riuscire ad assistere ad una partita senza avere, come dire, un pochettino di suspense quando vedi che Mina e Luperto si scambiano là il pallone sulla pressione degli avversari, perché per esempio insomma la grande occasione di inizio partita del Cagliari è proprio scaturita da una lettura sbagliata di Mina in quella fase di palleggio sulla tre quarti difensiva,
però è giusto provarti, soprattutto è giusto farlo in casa contro le squadre contro le quali devi fare punti, perché sarà quello il tuo campionato. Quindi in linea generale io penso che sia una buona difesa proprio come composizione, come elementi, e che abbia anche qualche margine di miglioramento per farci vedere che possono palleggiare sulla propria tre quarti per far uscire la squadra e trasformare l'azione in offensiva. Ti è piaciuta la maglia corallo? Questa sì, non mi piace la terza maglia. Quella azzurra? Con l'azzurra. Questa devo dire che mi è piaciuta. Certo, io sono un po' un filo degli anni 80, 90 calcisticamente, quindi sono molto legato. Insomma, che c'era una maglia fondamentalmente e l'altra la usavi soltanto quando venivano a trovarti in casa, quando andavi in trasferta e giocavi contro una squadra che aveva la maglia simile alla tua, banalmente quando il Cagliari va a Bologna o quando va a Genova contro il Genoa. Ecco. Esatto. Però sappiamo insomma che è molto importante dal punto di vista commerciale, insomma, creare interesse anche sotto il profilo dei kit, e quindi questa quarta maglia io la promuovo e la preferisco rispetto alla terza, che non ho E poi ha capito. portato bene, perché comunque Sì. vabbè, anche l'azzurra in realtà aveva portato bene contro il Venezia, va detto. Luca, un paio di domande ci sono, mi sa, per Vincenzo. Ce ne sono tantissime. Allora, te ne prendo giusto una. Vincenzo, se il Cagliari dovesse sbancare a Lecce, pensi porterebbe solo più tranquillità o aprirebbe un nuovo scenario per la stagione rossoblu? No, nuovo scenario no, non penso che nessuno dell'ambiente potrebbe farsi condizionare da una vittoria in trasferta. Siamo appena all'inizio del campionato, però bisogna andare giù con questa mentalità, perché è una bella occasione, perché il Cagliari comunque viene da queste prime 3 partite sicuramente positive, viene da una vittoria che se l'è andata a cercare, perché non gliel'ha regalata il Parma, ed è stato bravo il Cagliari comunque a vincere quella partita. Si ragionava appunto con Francesco sul fatto che l'anno scorso probabilmente una partita così non l'avrebbe vinta, quindi è una grande occasione adesso andare a Lecce contro un Lecce che ha una grandissima fame di punti, che però oggettivamente insomma è un pochettino in difficoltà, quindi mancano pochi giorni, perché mi sembra si giochi già Venerdì sera. sì, Venerdì sì, sera, l'anticipo 20:45. della certo, quarta. si può approfittare magari insomma, ecco, di questo momento in cui nell'ambiente Cagliari c'è un certo entusiasmo, della sicurezza, della fiducia nei propri mezzi, mentre il Lecce già insomma ad un bivio deve vincere assolutamente, insomma, e si sa che per quanto a Via del Mare il Lecce abbia storicamente dimostrato di essere una squadra che può dire la sua, insomma, cioè senz'altro una bella occasione da sfruttare. Però se il Cagliari dovesse sfruttare questa occasione, penso che nessuno nell'ambiente del Cagliari possa distrarsi da quello che è il campionato dei rossoblù, che è chiaramente quello di conservare la categoria e salvarsi il prima possibile. Ecco, Sì. quella cosa potrà diventare immaginabile, potrà essere, come dire, in qualche modo messa in conto se vedi, insomma, attorno a metà campionato che Se la a febbraio salvezza- è 40 punti. Febbraio o marzo 40 Arrivato. punti, allora, certo. Allora sì. Ragazzi. Sì, ma credo che tanto alla fine sia nella testa di tutti, cioè è chiaro che noi saremo i primi felici di raccontare un Cagliari stile 2019, ecco, per capirci, perché comunque quello resta, almeno personalmente nella mia memoria di giornalista, tolta anche l'entusiasmo delle promozioni dalla Serie B alla Serie A, come diceva prima Roberto, però chiaramente quei 6 mesi Nainggolan, Hernandez, Rogge, Simeone, Olsen, insomma, credo che resteranno chiaramente un po' nella memoria collettiva a lungo. Però Francesco, visto sì. che mi citi, perché secondo me l'inizio della fine fu quella partita contro la Lazio, Sì. che Marane insomma Caicedo. pensò di vincere a tutti i costi perché doveva arrivare la vittoria, e invece fu punito. Forse proprio in quella fase qualcuno dei giocatori cominciò a distrarsi e pensò che comunque questo Cagliari le partite le vinceva a prescindere, e poi invece conoscere quella sconfitta così
così bruciante, ha cambiato un pochettino la testa, l'umore, e arrivarono diverse sconfitte consecutive. Poi si arrivò anche ad un esonero anche frettoloso, magari per certi aspetti, perché insomma forse si poteva aspettare, anche perché si sarebbe aspettato comunque, perché ricorderete che il campionato poi si è fermato. Sì, esatto. È stato Guarda, un di anno quel periodo particolare. io ricordo più che la Lazio, ovviamente, che insomma, tutti ce la ricordiamo, però ancora di più la partita di Lecce, il famoso 2-2, la Padula che litiga con Olsen, partita rinviata di un giorno per il nubifragio. C'è anche quella partita, mandò molte vibes negative, secondo me, che fecero poi insomma, presagire. Non furono Capito, lette. presagire. Esatto. E questo dimostra però appunto quanto poi la trasferta del Via del Mare sia complicata, perché l'anno scorso abbiamo parlato anche con Nicola, no? Una sconfitta 1-0 contro una squadra in 10 per più di un tempo, perché per l'espulsione Di Dorgu per il fallo su Prati. Traverse, occasioni, Lecce che rischia di fare il 2-0 in contropiede, ma la mancanza di precisione dei suoi attaccanti graziò il Cagliari, tenendo in piedi una partita che io ero allo stadio, eravamo io come sempre, Lele Casini e Enrico Pilia. In alcuni momenti ci ricordò la partita di Venezia, la famosa partita della retrocessione, perché tutto ti faceva pensare, soprattutto la razionalità diceva: vabbè, ma non puoi non segnare in questa partita, non puoi non fare gol adesso, cioè loro sono praticamente alla canna del gas, tu sei in superiorità numerica, stai buttando pallone, e invece proprio come a Venezia il gol non arrivò mai. E se vi ricordate, l'abbiamo già citata a Luca anche qualche giorno fa, il discorso di Nero Bonatto in conferenza stampa di inizio settembre dell'anno scorso, che disse: questa sconfitta ci costerà tanto. E effettivamente poi è stato davvero così, come disse il buon Bonatto. Va bene, Vince, grazie ovviamente di essere stato con noi. Anche per te vale sempre l'invito a tornare, ci farebbe molto 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 piacere, tanto l'hai visto, insomma, una chiacchierata, quindi non è che esatto, e il caffè mattina è l'ideale. poi lunedì mattina ci rivediamo presto, ragazzi, qui e solo, insomma, anche in giro. Esatto, va bene, grazie a Vincenzo Di Monte, amico e collega Buona della Rai Sardegna. Allora, Luke, siamo in chiusura, oggi anche meno lunghetti del solito, ma perché stasera è la sera. Today is the day, direbbe qualcuno. Esatto. E stasera inizia Cagliari Social Arena, questa per me nuova avventura. Ti ringrazio ovviamente, Fra, per questa opportunità. È una bella sfida. Stasera la luna, sì. Sì, stasera la luna. È una bella Ci porterà sfida. fortuna la luna. Esatto. Quindi alle 18:15 ci sarà Cagliari Social Arena, diversi ospiti, anzi ci saranno tutti gli ospiti che probabilmente si alterneranno durante la stagione. Si parlerà ovviamente di Cagliari, si parlerà di quello che è stato contro il Parma e di quello che sarà contro il Lecce, con diversi ospiti. È una bella chiacchierata, quindi veniteci a trovare, perché comunque sarà una puntata dove si presenterà un po' tutto quello che sarà il format annuale, ma soprattutto si parlerà di Cagliari e si discuterà anche di Cagliari, perché chiaramente Cagliari Social Arena significa che comunque ci saranno probabilmente dei diversi punti di vista, e allora si potrà anche dibattere da questo punto di vista, sempre chiaramente nei toni, nei limiti dell'educazione. Gianluca dice, vedi, portate il Pisacane come ospite. Vedremo. Non è così impossibile, insomma. Allora, partiamo dal presupposto che niente è impossibile. Magari in un lunedì in cui il Cagliari ha giocato magari appunto di sabato senza giocare poi dopo venerdì, cioè nel senso magari quando c'è Fra, ricordiamo che poi ci sarà martedì 23 Cagliari Frosinone Coppa Italia. Esatto. E ovviamente non ne abbiamo parlato, però il Cagliari gioca di venerdì, poi di martedì
giocherà contro il Frosinone e poi ci sarà la sfida contro l'Inter. Quindi Esatto. saranno 3 partite in una settimana, quindi anche E noi vi dal questo punto di racconteremo vista tutto. ci sarà probabilmente anche ovviamente. tutto. Noi ci saremo comunque, ci mancherebbe. Sempre presenti. Vedremo. Allora ragazzi, intanto grazie per essere stati con noi, per averci seguito in diretta, grazie a coloro che ci seguiranno e siete sempre tanti anche in replica sia su YouTube che su Spotify. Fabrizio dice martedì 23, mi sa che vado in tribuna che sabato mi sono bruciato, e in curva ragazzi bisogna mettersi la crema solare. Sì. La crema solare, assolutamente. Grazie al Cagliari per oggi, per averci concesso appunto l'intervista a Nicola Riva. Grazie a Vincenzo Di Monte e alla Rai, ovviamente. Ho già mangiato, Gianluca, in realtà ho già mangiato, non è fame, è la voglia di chiudere la diretta, ma semplicemente tante cose da fare, perché oggi è lunedì per tutti. E quindi insomma anche per noi il lunedì bisogna macinare tutta la settimana. È bello carico, perché poi ci sono un sacco di cose da preparare per la giornata di oggi e per le prossime giornate soprattutto. Quindi ci ritroviamo domani a Buongiorno 131 alle ore 10, ma vi ricordo per l'ennesima volta stasera ore 18:15 Cagliari Social Arena, con l'esordio in conduzione di Luca Leonardo e Daniele Chirico, che prendete il posto, mi raccomando, mio di Marzia Diana, quindi vi abbiamo consegnato lo scettro dopo tanti anni, quindi mi raccomando, non fateci pentire della nostra generosità, mi raccomando. Giusto per dare un bel assist, mi raccomando. Stasera commentate tutti Luca Di Leonardo se è il migliore, tutte queste cose, così poi si prende bene e diventa tutto più semplice. Va bene? Sì, ragazzi, vi voglio bene, grazie. Porta l'asciugamano per tamponare i sudori freddi, dice Neil. Manca il Duso, diceva quello. Anche prenderete insulti? No, non sia mai. O poi se lo volete insultare fate pure, no? Ci sono. Tanto c'ha 72 anni. Però non esagerate, perché a una certa età poi si possono rimanere male. Insomma. Non esagerate. Non pellaccia dura. Non prendete esempio degli anziani, da Francesco e Roberto, non prendete esempio da loro. Va bene, ragazzi, grazie, ci vediamo domani qui a Buongiorno 131, stasera 18:15 con Luca e Daniele per Cagliari Social Arena. Ciao ragazzi, ciao a tutti, buona giornata. Sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131.
Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.